Il circo romano. Nel Colossal Ben-Hur è stato fatto rivivere dopo 2000 anni. Anche Milano vive la sua intensa attività sulle rovine di quello che fu un grande circo dell'epoca romana. Voluto alla fine del III secolo da Massimiano Erculeo, il circo si estendeva a 500 metri nella parte occidentale della città. Era il luogo in cui l'imperatore si mostrava solennemente al popolo. Qui la vittoria nelle corse diveniva simbolo di quella imperiale. Un passato che pochi ricordano. Milano, capitale imperiale romana dal 286 al 402. Da alcuni decenni si è affermata una nuova area di ricerche interdisciplinari, l'archeometria, che utilizza tecniche chimiche, fisiche, geologiche e biologiche. Al tradizionale approccio archeologico e storico-artistico si affianca, nello studio dei beni culturali, un approfondimento scientifico che consente risultati più rigorosi. Dal passato nascosto di Milano sono stati selezionati all'interno della città 14 complessi archeologici di particolare rilevanza. Non tutti sono accessibili ed alcuni ancora da esplorare e valorizzare. Nel 313 a Milano l'imperatore Costantino promulgò l'editto che pose fine alle persecuzioni contro i cristiani. La fine della discriminazione religiosa rese possibile l'edificazione di luoghi di culto cristiano. L'editto di Costantino influenzò l'aspetto di Milano, che nel corso del IV secolo si arricchì di fastosi edifici pubblici legati alla sua funzione di residenza imperiale e di basiliche cristiane, soprattutto grazie all'impulso del vescovo Ambrogio. Il colonnato marmoreo di San Lorenzo è il monumento romano meglio conservato di Milano. Fu eretto probabilmente nel V secolo. Colonne, basi, capitelli e frammenti di architrave sono stati in buona parte recuperati dalla demolizione della vicina arena romana. Un servizio di totem informativi fornisce contenuti multimediali organizzati mediante mappe e rappresentazioni temporali interattive. Il visitatore ha accesso ad una fruizione dei beni culturali resa più intuitiva, con informazioni sulla storia del bene e sulle attività in corso su di esso, ad esempio le campagne di datazione. Una delle domande principali di fronte ad un monumento storico è quale sia la data di costruzione. In presenza di argille, ceramiche e laterizi, l'analisi della termoluminescenza risulta la più affidabile per la datazione. Una piccola quantità di polvere del reperto, prelevato dalla struttura oggetto della ricerca, dà inizio alla procedura di datazione.
Dalla polvere si seleziona la frazione fine, tra 1 e 10 millesimi di millimetro, che viene depositata su dischetti di alluminio. I dischetti vengono scaldati fino a 500 gradi centigradi. A tale temperatura le polveri emettono deboli quantità di luce, dando luogo al fenomeno della termoluminescenza. Questa luce è invisibile e richiede, per essere registrata, una strumentazione elettronica di elevata sensibilità. La luce è direttamente proporzionale all'età della ceramica, in quanto dipende dal tempo di esposizione alla radioattività naturale terrestre. Grazie ad opportune calibrazioni si riesce a risalire, con una precisione del 5% circa, al tempo di fabbricazione del reperto. In piazza Missori si conservano parte dell'abside e la cripta della Basilica di San Giovanni in Conca, sorta tra il V e il VI secolo. Sconsacrata alla fine del Settecento e successivamente spogliata e mutilata, la chiesa viene definitivamente sacrificata nel secondo dopoguerra alle esigenze del traffico cittadino, che impongono la sua quasi completa demolizione per l'apertura di via Albricci. Il totem informativo consente la visita virtuale del rudere nelle condizioni attuali e la possibilità di vedere in tridimensionale le sue precedenti ricostruzioni. Gli edifici storici ridotti a ruderi possono venire efficacemente visualizzati con l'applicazione di tecnologie di realtà virtuale. Nel progetto di ricerca è stato sperimentato un nuovo percorso di studi basato sull'integrazione tra la ricerca storica e lo stato corrente del monumento, rilevato con estrema accuratezza grazie alla scansione laser tridimensionale. Il risultato è un modello digitale, analogo ad un plastico, inserito nel contesto urbano attuale. La rappresentazione mostra le geometrie grezze degli edifici integrate con un modello digitale più raffinato, sul quale sono proiettate le foto dello stato attuale del monumento. Per mettere a confronto i modelli di epoche diverse è necessario tenere conto della stratificazione urbana, ben superiore al metro, che richiede l'abbassamento digitale del livello del terreno al VI secolo, periodo della prima edificazione. La più antica testimonianza di San Giovanni in Conca è dell'879. Distrutta nel 1162 dal Barbarossa, fu riedificata nel XII secolo con l'introduzione di un tozzo campanile e della cripta sotto all'abside. Nel 1531 fu donata all'Ordine dei Carmelitani, che aumentarono l'altezza del campanile. Ridimensionata nell'879 per dare spazio a via Mazzini, la chiesa venne demolita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le attuali tecnologie permettono di simulare un viaggio a ritroso nel tempo, attraverso una visualizzazione realistica di come appariva la basilica antica. Le geometrie, i materiali e i giochi di luce valorizzano gli aspetti culturali del bene architettonico grazie all'immersione virtuale nella realtà dell'epoca, che consente di richiamare elementi architettonici scomparsi, come la connessione tra la basilica antica e la cripta oggi esistente. L'applicazione delle scienze esatte all'archeologia, unita all'utilizzo di nuove tecnologie, rende possibile l'incremento della conoscenza e della fruibilità del patrimonio storico cittadino, nascosto e da scoprire. Milano, metropoli proiettata verso il futuro, vive sulle solide basi del suo splendido passato.